Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Niscemi indagati per disastro colposo, gli ultimi 4 governatori, Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani. Altre 9 persone nell'indagine della Procura di Gela, compresi i capi della Protezione Civile, fra i quali Foti e Cocina. I 12 milioni stanziati dopo la frana del 97 sono rimasti nelle casse della Regione. Altro giorno di protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro carburante e i costi legati alle emissioni. Tir fermi dentro ai porti, stop ai rifornimenti alla grande distribuzione. Se non interviene Salvini, dicono, ci fermeremo a oltranza. Fake news, da Catania a Palermo distributori di carburanti presi d'assalto, auto in coda, lunghe attese, automobilisti che temono di rimanere a secco, senza ragione. Lo sciopero degli autotrasportatori non ha nessuna ripercussione nelle stazioni di servizio. Palagonia violenta, blitz della Guardia di Finanza, 3 arresti, sequestrati 10 kg di droga e una pistola. Fermati 2 giovani che hanno incendiato con una molotov l'auto di un rivale. Librino, periferia di Catania, in viale Moncada regna indisturbata la scalinata della vergogna, piena di rifiuti, con il piazzale della scuola Rita Atria trasformato in maxi discarica. Licata, sto male quando mio padre picchia la mamma, dolorose rivelazioni nel tema di una ragazzina, scatta l'indagine che conferma la violenza domestica, ai domiciliari l'uomo violento. Vinitaly oggi si chiude, i vini della Sicilia in costante crescita grazie anche al turismo, particolare interesse dei visitatori per le cantine distribuite lungo i versanti dell'Etna. Calcio, ipotesi ribaltone in casa Catania, possibile il ritorno in panchina di Domenico Toscano. Clima teso dopo il confronto tra squadra e dirigenza sul recente calo dei rendimenti. Bentrovati, a quasi 3 mesi dalla frana del 25 gennaio la Procura di Gela accelera. Iscritti 13 indagati, fra i quali gli ultimi 4 ex presidenti della Regione. Al centro dell'inchiesta opere di mitigazione mai realizzate, nonostante fondi e progetti disponibili. Gela Italia. Lo aveva detto all'inizio dell'indagine, non ci fermeremo davanti a nessuno, e oggi arriva la prima svolta nell'inchiesta sulla frana di Niscemi che il 25 gennaio scorso ha devastato il territorio senza far scattare alcun allarme idrogeologico. A poco meno di 90 giorni da quell'evento la Procura di Gela guidata da Salvatore Vella iscrive 13 persone nel registro degli indagati. Le ipotesi di reato sono disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Tra gli indagati figurano i presidenti della regione siciliana che si sono succeduti dal 2010 al 2026, Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani, con loro i dirigenti della Protezione Civile regionale, responsabili delle strutture contro il dissesto idrogeologico e referente dell'Associazione Temporanea di Imprese che avrebbe dovuto realizzare gli interventi. Al centro dell'inchiesta i lavori di messa in sicurezza mai eseguiti, nonostante finanziamenti per circa 12 milioni di euro rimasti inutilizzati, un'assenza di interventi che secondo gli inquirenti si trascina da decenni. Le indagini infatti tornano indietro fino al 97, quando una prima frana fece crollare parte del quartiere Sante Croci. Da allora, tra progetti, commissariamenti e fondi stanziati, poco o nulla sarebbe stato realizzato, neppure dopo un nuovo smottamento nel 2019. Il pool investigativo, insieme ai consulenti tecnici e la polizia giudiziaria, ha analizzato una vasta mole di documenti per ricostruire responsabilità e omissioni. Siamo nella prima fase, questi 13 indagati allo Stato da considerare non colpevoli fino alla sentenza definitiva riguardano le opere, la mancata realizzazione delle opere di mitigazione. Un'indagine che, sottolinea la Procura, è solo all'inizio ed è destinata ad allargarsi. Questo è il primo slot, poi negli altri 2 verosimilmente ci saranno altri indagati in futuro su cui oggi non possiamo dire assolutamente nulla. Per gli inquirenti il punto resta uno: capire perché a fronte di risorse e progetti disponibili per quasi 30 anni non siano state realizzate le opere necessarie a mettere in sicurezza un'area classificata a massimo rischio. Adesso la protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro carburante e i costi legati alle emissioni. I tir sono fermi dentro ai porti, stop ai rifornimenti alla grande distribuzione. Se non interviene Salvini, dicono,
ci fermeremo a oltranza. Eva Spampinato. Noi siamo fermi nei nostri passaggi, non scarichiamo le navi. Quando non c'entra niente. Lo sciopero degli autotrasportatori siciliani c'è, durerà fino al 18 aprile e forse proseguirà anche dopo, ma i beni di prima necessità come i farmaci e la benzina verranno garantiti. Non ci sono problemi ai traghetti, non c'è problema nelle strade. Ci dispiace che si creeranno dei problemi con la grande distribuzione ai supermercati, perché se rimaniamo fermi naturalmente siamo la maggior parte noi che forniamo ai supermercati e sicuramente si troveranno gli scaffali vuoti. A me nessuno mi può obbligare ad andare a lavorare in perdita. L'adesione secondo gli organizzatori è molto alta. Ogni grande flotta di questa ha 3.000 veicoli, quindi sono più di 150, superiamo in abbondanza le 30.000 unità. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto i costi. Trasportare merci in Sicilia è più caro rispetto al resto d'Italia. A pesare sono l'aumento del carburante e le nuove regole europee sulle emissioni che hanno fatto salire i prezzi dei traghetti con un aggravio stimato di circa 400 euro a viaggio. 2 anni che paghiamo noi questa quota dell'ETS all'armatore, un tesoretto di 500 milioni di euro, sono soldi dei siciliani e dei sardi che sono gli unici che utilizzano le navi. Quei soldi noi li vogliamo per abbattere il costo della polizza d'imbarco. Senza risposte dal governo nazionale, il fermo andrà avanti ad oltranza. Noi abbiamo bisogno di almeno 100 milioni di euro per poter far fronte al problema del caro biglietto navi, quindi apprezziamo la disponibilità del Presidente Galvagno, però non risolviamo il problema lo deve risolvere il Ministro Salvini. Anche gli armatori e pescatori siciliani aderiscono alla protesta nazionale, lasciando le imbarcazioni ferme nei porti. La protesta degli autotrasportatori ha un alto numero di adesioni anche a Palermo. Non ci fermeremo fino a quando non avremo risposte dal governo, ripetono all'unisono. Servizio di Marco Cullà. Al porto di Palermo ci sono i tir fermi, senza rimorchio. Oggi scioperiamo anche per chi invece sta lavorando, ci dice con polemica un autotrasportatore che richiede l'adesione di tutti i colleghi. La protesta, che andrà avanti fino a sabato, prevede il blocco delle operazioni di carico e scarico dei semirimorchi dalle navi, con un impatto diretto sul trasporto intermodale. Almeno fino a sabato a mezzanotte, dopodiché vedremo gli sviluppi della situazione. Le chiedo un esempio pratico: se prima il carburante per un mezzo, il pieno, costava 800 euro, adesso a quanto siamo arrivati? Ma con un pieno di 800 euro oggi siamo intorno a 1400 euro. Ma alla base della protesta c'è anche la gestione delle attività di trasporto, aggravati, secondo il comitato, da dinamiche internazionali e da una struttura dei costi sempre più insostenibile per le aziende del settore. I 25 milioni di euro stanziati dalla regione siciliana non soddisfano i rappresentanti degli autotrasportatori. L'obiettivo è essere ricevuti al MIT. Intanto il pomodoro di Pachino rischia di rimanere nei magazzini a marcire. È l'allarme che lancia il presidente del consorzio di tutela. Non condivide il blocco degli autotrasportatori in Sicilia e a rischiare c'è anche un'altra eccellenza della nostra regione, l'arancia rossa. Francesco Aloi. Il pomodoro di Pachino rischia di rimanere nei magazzini a marcire. L'allarme arriva direttamente da Pachino, terra del pomodoro rinomato in tutto il mondo. In questi giorni in Sicilia i tir sono fermi nei porti per protesta, ma il presidente del consorzio di tutela non ci sta, almeno a queste condizioni. Incertezza per la filiera, incertezza per il produttore, per i confezionatori, ma soprattutto per il cliente finale, che non riusciremo con la certezza di consegnare le nostre merci. Si tratta di un prodotto molto delicato che, restando nei magazzini o peggio ancora nei rimorchi dei tir, rischia di finire al macero. Le soluzioni sono esclusivamente istituzionali e da parte del governo, che dovrebbe intervenire con la massima urgenza per risolvere la problematica. Noi siamo fiduciosi. Ma dal pomodoro di Pachino all'arancia rossa di Sicilia, la preoccupazione è sempre alta. Il blocco dei trasporti, infatti, nel resto del paese potrebbe favorire i prodotti esteri, a discapito di quelli della nostra regione. Tutto questo, unito all'aumento dei prezzi di gasolio agricolo, concimi ed energia elettrica, potrebbe portare il comparto al collasso. La protesta contro il caro carburante degli autotrasportatori, di cui abbiamo riferito ampiamente, non ha ripercussioni nei distributori di benzina.
Eppure da Catania e Palermo, per un malinteso, i distributori sono presi d'assalto. Auto in coda, lunghe attese, automobilisti che temono di rimanere a secco, senza ragione. Desiree Ferlito. Non c'è questo allarmismo di cui si parla, in questo momento stanno arrivando. Sì, momentaneamente funziona tutto. Clacson e serbatoi pieni. In Sicilia la paura dello sciopero degli autotrasportatori corre veloce, ma è davvero emergenza? Per quanto riguarda noi il carburante c'è. Il blocco non riguarda le autocisterne che trasportano il carburante, ma alle pompe di benzina è già scattata la corsa al pieno. Da Catania a Palermo distributori presi d'assalto, auto in coda, attese anche di mezz'ora e automobilisti che non vogliono rischiare di restare a secco. Intanto ci mettiamo un po' di benzina in più e poi va bene, vediamo. Speriamo che non ci sia. Un effetto domino alimentato dal timore che nei prossimi giorni la rete possa rallentare. E dicono che ci sarà questo sciopero dei trasporti, quindi cerchiamo di provvedere in tempo per evitare problemi. Ma al momento non risultano blocchi nella distribuzione del carburante. Intanto però dagli operatori del settore arriva un invito alla calma, al momento nessuna interruzione delle forniture. Da ieri che è proprio senza sosta. Non credo all'allarmismo che c'è in questo periodo, devo fare benzina perché devo fare per andare a lavorare. E mentre gli autotrasportatori rilanciano la protesta contro il caro benzina chiedendo misure urgenti, sulle strade siciliane si consuma già un piccolo paradosso. Il pieno si fa per paura e per, è il caso di dirlo, accodarsi. Meglio prevenire. Meglio prevenire che curare, no? Se lo dice lei, cronaca, a Palagonia nel Catanese, lo spaccio di droga che dilaga e la violenza con i fermi di 2 giovani incendiari. Sono queste le ultime notizie insieme all'operazione della Guardia di Finanza che ha portato a 3 arresti e al sequestro di 10 kg di droga e di una pistola. Giusy Lazzara. A Palagonia scattano 2 blitz con 3 arresti e il sequestro di 10 kg di hashish. Nella prima operazione la Guardia di Finanza di Catania ha seguito la consegna con un corriere di un pacco sospetto spedito a un residente di Palagonia. A presentarsi al ritiro un 18enne che ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Con lui fermato anche il complice che era in auto ad attenderlo. All'interno del pacco c'erano 10 kg di droga divisi in 50 panetti. In un secondo blitz i militari hanno sequestrato a casa di un pregiudicato di Palagonia una pistola semiautomatica detenuta illegalmente. Non solo droga, c'è anche la violenza giovanile. Doveva essere un avvertimento chiaro a quel ragazzo che aveva osato frequentare la sua fidanzata mentre i due si erano lasciati e prima di riallacciare i rapporti. Tutto è accaduto a Palagonia il 19 marzo. Una bomba Molotov piazzata sul parabrezza di una Peugeot 206 che ha innescato un incendio e avvolto completamente l'auto. A distanza di poco meno di un mese i carabinieri, coordinati dalla procura di Caltagirone, hanno fatto luce sul movente e arrestato 2 giovani di 21 e 19 anni. Poteva derivare da questo incendio, poteva derivare anche la morte o comunque delle conseguenze a carico delle persone. Abbiamo accertato la totale spregiudicatezza dei soggetti interessati rispetto anche a questo rischio. A Caltanissetta la polizia ha messo ai domiciliari un uomo per tentato omicidio e possesso illegale di un fucile. Al culmine di una lite ha esploso 2 colpi contro un vicino di casa, ferendolo al fianco destro, e ha detto agli investigatori che si era difeso dal vicino che, ubriaco e armato di bastone, aveva rotto i vetri di una portafinestra ed era entrato in casa. È stato denunciato il ferito. A Palermo il maltempo ha causato gravi allagamenti. In via Imera un automobilista rimasto intrappolato in auto è stato costretto a salire sul tettuccio della vettura in attesa dei soccorsi. Lo hanno recuperato i vigili del fuoco. In città, peraltro, e anche nella provincia si registrano numerosi interventi per strade allagate, blackout e disagi. Catania ha i suoi paradossi. A Librino non decolla la raccolta differenziata e in tema di responsabilità è ormai un tutti contro tutti. Vi mostriamo la scalinata della vergogna, ormai lo chiamano così, in Viale Moncada, Tonino De Mana.
Una scalinata quasi intransitabile per la presenza di rifiuti di ogni tipo. Il piazzale della scuola Rita Atria trasformato in una maxi discarica. Poco più avanti divani in disuso ed un surgelatore abbandonato. Siamo sul viale Moncada a Librino, dove la raccolta differenziata non sa da fare e per molteplici motivi. Da queste parti tutti accusano tutti e intanto la spazzatura si accumula. Non abbiamo dove mettere la spazzatura, non possiamo fare ma neanche la differenziata. Non ci sono i bidoni adatti. Assolutamente no. Lei si riferisce ai carrellati? I carrellati, bravissimo, non ce ne sono. Ma avete fatto richiesta, perché non ci sono? Non lo so, il comune non li ha messi mai. Da questa signora residente sul viale Moncada ad un insegnante che intercettiamo davanti alla scuola. Basterebbe mettere dei fustoni idonei, quando la gente comunque anziché buttare a volo qui la spazzatura la butterebbe nei cassonetti idonei. Di chi è la responsabilità? No, penso il comune. Risaliamo la scalinata e dall'alto lo scenario è ancora più deprimente, visto che scopriamo persino una rampa per tirare l'immondizia. Destinazione il retro della scuola. Dal lancio al deposito selvaggio del sacchetto, questo signore ci svela un'inedita situazione. Le mamme che scendono e buttano la spazzatura qua sotto, e lo dico forte, perché si lamentano che c'è la spazzatura e non possono camminare, ma prima a ghitarli sono iddi quella E che esempio danno le mamme davanti ai bambini a buttare la spazzatura così? Un brutto esempio, perché a parte questo ci sono le mamme che mandano i bambini a buttare la spazzatura. Per non fare 10 metri in più la vanno a buttare qua sotto. Dai rifiuti all'acqua, la perdita che vedete risale al 2024. Nessuno vede, nessuno provvede. Qui tutto scorre. Fra poco l'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto unito, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30. Adesso una storia dolorosa che arriva da Licata, in provincia di Agrigento. Una bambina affida a un tema scolastico il dolore di casa e scrive: sto male quando mio padre picchia la mamma. Parole che fanno scattare l'allarme e portano alla luce un caso di violenza domestica. Davide Sardo. Sto male quando mio padre picchia la mamma. È bastata questa frase, scritta da una bambina in un compito in classe, per far emergere un presunto caso di violenza domestica e far scattare la macchina della giustizia. L'allarme è partito dalla scuola ed è arrivato ai carabinieri e alla procura. Convocata dai militari, la madre, una trentenne di Licata, ha confermato le violenze. È stato immediatamente attivato il codice rosso. Per il marito, anche lui trentenne, è scattato prima l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento, poi nei giorni scorsi l'arresto su ordinanza del giudice. Dopo un breve periodo in carcere si trova adesso ai domiciliari. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati alla presenza della figlia minore. Davanti alla GIP del Tribunale di Agrigento si è svolto l'incidente probatorio. Madre e figlia, ascoltate in modalità protetta, hanno confermato le accuse. L'indagato invece ha respinto ogni addebito. Dalle indagini emerge il racconto di un incubo domestico, minacce, insulti e aggressioni spesso consumate proprio davanti alla bambina, una realtà che la scuola ha contribuito a portare alla luce. Viniceri, oggi si chiude la Fiera di Verona con un grosso successo dei vini dell'Etna. Orazio Longo. La Sicilia in generale, l'Etna in particolare. Si conclude così la 58esima edizione del Vinitaly con un grande appeal prodotto dai vini sotto il vulcano. Molto apprezzato il rosato di Nerello Mascalese, che per i suoi profumi floreali è ritenuto un ottimo vino gastronomico. La nostra regione è stata ospitata nel padiglione 2 della Fiera di Verona. Premio speciale Gran Vinitaly 2026 alle cantine Valle dell'Acate per il vino rosso Vittoria Doc Frappato 2024 e alle cantine Alcantara per l'Etna Doc Amuri di Fimna e Amuri di Matri 2024. Siamo sostanzialmente molto contenti. Per quanto riguarda il consorzio Doc-Etna, quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere circa 100 metri quadri in più e complessivamente sono venute 46 aziende dell'Etna.
L'afflusso è stato notevole. Visitatori provenienti da tutto il mondo, americani e statunitensi in testa per apprezzare il vino, ma nello stesso tempo per partecipare agli eventi collaterali. Uno di questi ha riguardato l'aspetto archeologico della Sicilia. E noi abbiamo messo insieme l'aspetto archeologico della Sicilia e l'aspetto archeologico dei vini. Abbiamo portato i vitigni reliquie che la facoltà di agraria ha dato a varie aziende dell'Etna e alcune di queste aziende, fra cui la nostra, hanno realizzato questi prodotti. Questi prodotti li abbiamo fatti assaggiare e hanno avuto un successo enorme, non pensavamo che potessero piacere tanto. Particolarmente apprezzata da espositori e visitatori la parte organizzativa gestita dall'assessorato all'agricoltura della regione Sicilia e tra i trend usciti fuori dal Vinitali uno studio di Coldiretti relativo ai vigneti biologici, con l'Italia che ne possiede un quarto del totale mondiale, 3 milioni di ettolitri di vino biologico prodotto ogni anno, pari a circa il 25% della produzione mondiale. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con l'ipotesi di ribaltone in casa a Catania e poi l'editoriale. State con noi. Calcio, la serata di ieri e la nottata hanno portato a un possibile clamoroso sviluppo nel Catania. Francesco Triolo. In casa Catania si apre a sorpresa la pista che potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone e al ritorno di Domenico Toscano in panchina. Quello di ieri è stato un lungo pomeriggio di tensione con alcuni dei giocatori più rappresentativi del gruppo rossazzurro che hanno incontrato la dirigenza al termine dell'allenamento. Un confronto diretto anche dai toni accesi per analizzare il calo evidente della squadra nelle ultime settimane. Sino a ieri mattina la linea del club sembrava chiara, confermare William Viali. Dopo l'incontro ogni decisione è stata rinviata e nella serata di ieri sono stati avviati i primi contatti con Toscano, che è ancora sotto contratto, per verificare se è possibile l'ipotesi clamorosa di un ritorno immediato. A pesare soprattutto la sconfitta di Crotone, ma è solo un risultato che ha amplificato il malcontento di una piazza delusa già provata da settimane difficili. I tifosi chiedono una svolta e puntano il dito contro la dirigenza. Un ruolo decisivo potrebbe averlo anche svolto la squadra nel corso del faccia a faccia con la dirigenza, schierandosi apertamente per un ritorno del tecnico con cui hanno svolto quasi tutta la stagione. Oggi è previsto un vertice, una call con la proprietà in Australia. Entro 48 ore ci sarà la decisione definitiva: o si andrà avanti con Viali o ci sarà un'altra rivoluzione in panchina. Nel frattempo la classifica resta corta, il secondo posto è ancora in bilico, con il Cosenza pronto ad approfittarne. Domenica sera contro il Potenza servirà una risposta immediata e la domanda ora è una sola: il Catania ha ancora le forze per rialzarsi? Sfratto al Trapani dallo stadio provinciale. Il patron della società Granata Antonini smentisce, ma le carte prodotte dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, proprietaria della struttura sportiva, raccontano ben altra verità. Laura Spanò. Il presidente Valerio Antonini smentisce, ma le notizie che arrivano dal Libero Consorzio Comunale di Trapani inerente all'avvio della procedura di sfratto dallo stadio provinciale nei confronti dell'FC Trapani 1905 per gravi morosità è vera ed è comprovata da documenti ufficiali. Si parla di quasi 700.000 euro di debiti tra energia elettrica, gas e canone di locazione non pagati. Eppure, ancora una volta, Antonini smentisce anche se le carte lo inchiodano. Il 31 marzo scorso, a firma del dirigente del primo settore Salvatore Pignatello, è stata inviata al presidente Salvatore Quinci la proposta di decreto volta a far partire l'iter per la procedura di sfratto. Nei giorni successivi lo stesso presidente Quinci ha provveduto a firmare il decreto con il quale il 13 aprile è stato conferito l'incarico agli avvocati dell'ex provincia regionale di seguire le procedure per lo sfratto che Quinci approva, facendo propria la proposta di decreto. Dunque, dopo lo sfratto al Paladaidone, che ha visto anche chiudersi l'era d'oro del basket a Trapani, finisce anche quella del calcio con i tifosi ancora una volta amareggiati. Lo sciopero degli autotrasportatori non farà sparire o diminuire i carburanti nei distributori, lo avete appena ascoltato nei nostri servizi. Nella serrata il caro carburanti collegato al caro petrolio per la guerra in Iran è solo una delle ragioni. Gli autotrasportatori scioperano soprattutto per i costi che avevano già da prima.
la tassa europea per i camion inquinati che utilizzano i traghetti e il mancato rinnovo del cosiddetto mare bonus, cioè un sostegno economico che doveva essere prorogato e che ancora non c'è. Poi naturalmente c'è anche il caro gasolio che incide sul trasporto merci, nell'agricoltura, nella pesca, ovunque, quindi inevitabilmente anche e soprattutto sui supermercati. Se il fermo dei tir durerà giorni come sembra, il rischio degli scaffali vuoti si farà concreto e per precauzione i discount hanno fatto scorta di molti prodotti già ora. Ma è chiaro che sarà necessario l'intervento del governo. I 25 milioni messi in campo dalla Regione, come avete sentito, non sono considerati dagli autotrasportatori una soluzione definitiva. Si chiede l'intervento di Roma, di Salvini e quindi lo sciopero continua. Punto. Ce n'è abbastanza per essere inquieti, dalla guerra che non si ferma, agli insulti al Papa e tra i leader politici, ai pomodorini e alle arance siciliane a rischio, l'inflazione, i soldi che non bastano mai, ma le nostre auto e i nostri camion non si fermeranno perché non c'è carburante nei rifornimenti. Non è vero, è una fake news, come si suole dire adesso. Quindi non aggiungiamo altro allarmismo privo di motivazioni alla giusta preoccupazione per i giorni difficili che stiamo comunque vivendo. Grazie, buon pomeriggio.